Tra il cenone del 31 e il pranzo del primo giorno dell'anno, tradizioni e usanze a tavola tra gli agrigentini. Irene Milisenda. Conto alla rovescia, poche ore ci separano dal 2016. Con i rancori del passato e le speranze per il futuro, la gente si appresta ad allestire la tavola e a ricreare l'atmosfera per accogliere il nuovo anno. Anche se la casa di parenti o amici resta il luogo preferito per i festeggiamenti di fine anno, tornano pur timidamente a riempirsi locali e ristoranti, ma soprattutto torna la voglia di spendere per il cenone di San Silvestro. La tavola resta sempre il luogo privilegiato dagli italiani per festeggiare con la voglia di rispettare le tradizioni gastronomiche, tra lenticchie, cotechino, zampone, panettone e spumante. Ma c'è anche chi preferisce il pesce e uscire dalle tradizioni. Dunque, supermercati affollati per rispettare la tradizione di un banchetto con i fiocchi, sempre però con un occhio al riguardo alle spese. Penso le cose tradizionali che si mangiano sempre, tutti gli anni, il zambone, come si chiamano, i cardoni, tutto diciamo con le lenticchie. Le cose tradizionali che si mangiano tutti gli anni. Siamo tutti in famiglia come al solito, ci riuniamo, facciamo tutta a base di pesce perché con la carne c'è stato Natale, abbiamo fatto un po' di pieno logicamente, stavolta cambiamo con il pesce e lo facciamo tradizionale, facciamo una spaghettata ai frutti di mare, le solite cose a base di pesce. Non sono una tradizionalista in questo senso anche perché non mangio carne. E quindi carne bandita dalla mia tavola, solo un po' di pesce perché mio marito, mia figlia quello lo mangiano e quindi per loro sì, però carne niente. L'augurio di un anno migliore, solo quello. La tradizione del cotechino? Vabbè, anche sì, probabilmente sì. Le lenticchie, il cotechino e poi insomma proprio i cibi caratteristici diciamo di questo periodo. Non ho idea. Le solite cose. Tradizioni, usanze? Ma ormai si è persa l'usanza, ormai è diciamo che è un giorno come un altro, non sono più i Natali di una volta. Segno vuoi di... per la crisi, vuoi per tutto quello che succede, quindi se noi pensiamo a tutte queste cose diventa un giorno normale, un giorno come un altro. Tutti in attesa della magia che avvolge la notte del 31 dicembre, quando le lancette dell'orologio segneranno la mezzanotte, il tappo si stapperà, baci, auguri e tanta allegria.